appuntamenti di domenica 4 gennaio. Ai Giardini Amari di Santa Margherita Ligure c'è lo spettacolo del Mago Joe dalle 10 alle 12, un evento a cura di Tigulliana e Gente di Liguria. È aperta fino al 6 gennaio la mostra fotografica Green, non solo colore ma una parola, con molteplici interpretazioni, allestita all'Auditorium San Francesco dal gruppo fotografico Chiavari. Si può visitare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ultimo giorno di apertura straordinaria per la mostra di libri pop-up di Vojta e Kubashta alla Società Economica di Chiavari dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. A Villa Rocca di Chiavari c'è Sguardi nel Parco dalle 10 alle 12, corso base gratuito di composizione fotografica dalle 12 alle 15.30, concorso fotografico gratuito alle 16 la premiazione. Come ogni prima domenica del mese il parco si può visitare gratuitamente dalle 10 alle 16. Dalle 15 alle 18.30 si può visitare il presepe storico-artistico di Polanesi nella chiesa di San Martino a Recco. Apre alle visite il presepe della parrocchia di Santo Stefano del Ponte di Sesti Levante dalle 15 alle 18 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Porte aperte alla pace, il titolo del presepe allestito dall'Accademia della Ciappa nella chiesa di San Bartolomeo di Cogorno, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Il presepe di Paggi sulla Ture di Carasco è aperto dalle 15 alle 19.30 tutti i giorni fino al 6 gennaio. Sul lungomare di Rapallo l'associazione Aiutateci ad aiutare distribuisce frittelle e cioccolata calda dalle ore 15. A Castel Dragoni di Camogli c'è il laboratorio per i bambini, I dono invisibile, inizio alle 15. Al Teatro della Lavagnina di Sesti Levante dalle 15 c'è la festa della Befana. Alle 15.30 nella chiesa di San Nicolò di Coreglia c'è il concerto di musiche natalizie con strumenti a fiato del Sant'Emo Group di Santa Margherita Ligure, offerto dall'organizzazione del concorso Presepe in Fontana Buona. A San Salvatore di Cogorno una giornata a tema natalizio alle 15.30, visita guidata al presepe di Luzzati nella piazza del municipio a cura di Antonella Riccardi dell'agenzia Prime Time. Alle 16.30 visita guidata del borgo e del centro culturale Museo dei Fieschi. Alle 17.30 concerto nella basilica del coro Mani Bianche Chiavari Liguria di Tita Arpe con Fabrizio Pagliettini. Nella chiesa di Missano c'è il concerto dei bambini del laboratorio La Scatola Musicale con il coro interparrocchiale delle comunità dell'Alta Val Petronio, inizio alle 16. Inaugurazione della mostra Amnesia di Daniela Spaggiari alle 16 nel municipio di Moneglia. Concerto della Polifonica Cellese diretto da Eleonora Molinari nella chiesa di Santi Gervasi Protasio di Rapallo. Fa parte della rassegna Arte e Musica, l'inizio alle 16. Al convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure va in scena il mini musical Un vagito nella notte dell'associazione Dare, l'inizio alle 19. Al teatrino di San Nicola di Camogli c'è la tombolata della Befana a cura dell'associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli, inizio alle 20.30. A Villa Durazzo c'è la tombolata della Croce Rossa di Santa Margherita Ligure, l'inizio alle 21.